Alla morte di Arnolfo nel 1018 gli succede Ariberto d'Intimiano, di origine longobarda. Siamo nel periodo in cui i vescovi mirano più al potere politico che a quello spirituale, e Ariberto si distingue proprio sotto questo aspetto. Con lui il potere feudale dell'arcivescovo diventa parte fondamentale della politica italiana ed europea. Ariberto vuole espandere la potenza di Milano, chiama in Italia Corrado II per contrastare i grandi feudatari. In cambio otterrà l'investitura del vescovado di Lodi. È da questo momento che inizieranno le rivalità tra le due città. Proprio durante una battaglia tra Milano e Lodi, in cui i piccoli feudatari si ribellavano alle manovre dei grandi feudatari, sostenuti questa volta dall'arcivescovo, appare per la prima volta il famoso carroccio, utilizzato da Ariberto come simbolo dell'unità milanese. È giusto ricordare che l'origine del carroccio è di tradizione barbara. Con questo carretto venivano trasportate famiglie e provviste e si posizionava al centro dello schieramento militare. Con Ariberto vennero aggiunte la croce e il gonfalone che identificavano la città con la chiesa milanese.